A te Alfredo. Sì, buongiorno a voi. Sono 2.456 casi, da ieri 225 i positivi. A preoccupare, come dicevi, sono i focolai nei centri anziani, in particolare nei comuni zona rossa, nel Vallo di Diano, Sala Consilina e ad Ariano Irpino. Qui preoccupano i decessi in pochi giorni in una clinica privata. Sorvegliato speciale anche un centro anziani nel quartiere Fuori Grotta a Napoli. I pazienti sono stati trasferiti in strutture sanitarie della città, ma poi ci sono anche realtà come quella della quale vi parliamo, a Policastro, che affaccia sull'omonimo golfo, che non hanno registrato finora contagi grazie anche ad una serie di misure straordinarie messe in campo dall'amministrazione comunale. Qui rivendicano ancor prima che entrassero in vigore le ordinanze regionali. Da Policastro è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Alfredo.